Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Scusatemi, ma oggi sono un po' emozionata e come avrete letto dal titolo del video, oggi parleremo di un tema che in un certo senso chiude un cerchio, perché parleremo della musica dei nativi americani, ma per farlo ho invitato Ivan Ceci. Buongiorno Ivan. Buongiorno Adele, grazie per avermi invitato. Ma grazie a te per averci dato questo spicchio del tuo interessantissimo, usato nelle maniere più incredibili del tuo tempo libero, diciamo. E allora, io ho conosciuto Ivan, seguo Ivan da diversi anni, l'ho conosciuto ad una conferenza di ufologia perché lui è un ricercatore, è uno studioso appassionato, non come me che lo faccio per hobby, ma insomma è veramente un ricercatore di grandissimo spessore. L'ho conosciuto quando ha fatto una conferenza a Roma con Gaspare De Lama, ma parliamo di parecchi... Una decina d'anni fa. Sì. Sì, quanti anni fa sono stati? Io non me lo ricordo più. Ormai una decina. Ecco, beh, fammi sentire ancora più vecchia. Ok, una decina d'anni fa, e da allora l'ho seguito perché lui ovviamente si occupa di tematiche che per me sono veramente fonte di riflessione e di studio. E il caso non esiste, un altro amico carissimo che saluto, Matteo Gazzolo, mi parla di un tema che vorrebbe affrontare in un nostro, insomma, in un suo prossimo lavoro. Insomma, mi ha detto, ma se ero interessata, mi ha mandato i video, e cosa mi manda? Un video di Ivan, che parla di quest'uomo che è vissuto nel futuro, cioè è andato nel futuro, in coma, nel nostro presente, si è ritrovato nel futuro, poi è tornato indietro e ci ha raccontato tutto, ma di questo ve ne parleremo in altra sede. E allora contatto Ivan, che mi dice, senti, ma io faccio un concerto in un parco di flauti nativi americani. Io resto ovviamente basita, e chi segue i nostri corsi sa perché. Perché i nativi americani, cari amiche, sono coloro che hanno dato ispirazione per il progetto di nuova pedagogia che noi perseguiamo, e cioè al filosofo svizzero che ha praticamente fondato la nuova pedagogia, che è Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau è colui che ci parla del buon selvaggio. E da chi aveva preso queste informazioni? Ma dai coloni che tornavano dagli Stati Uniti e raccontavano in maniera scioccata come i bambini venissero cresciuti dai nativi americani in maniera totalmente in sintonia con la natura, cosa che in Europa ovviamente non c'era questa cosa. E Rousseau ne rimane talmente colpito che scrive il romanzo che poi diventa, diciamo, il primo pilastro della nuova pedagogia, che è l'Emile. Ora, per non tediarvi oltre, quando ho ascoltato e sono andata a questo concerto di Ivan e ho sentito queste musiche che veramente toccano il tuo animo, ho voluto approfondire la cosa, per cui io voglio cominciare subito con una domanda. Ivan, nei meandri della tua vita, che anche questa esplode in più direzioni, come ti sei imbattuto in questo fantastico strumento? Allora, sempre perché il caso non esiste, ma in realtà io sono sempre stato, ho sempre saputo che la musica ha sempre fatto parte della mia vita, no? Fin da piccolino ascoltavo musica classica, pensa che mi addormentavo quando avevo 8-9 anni, ascoltavo il Requiem di Mozart, quando mi addormentavo, cioè mettevo una cassetta vicino al letto, un piccolo stereo con le cassette, all'epoca non c'erano ancora i CD, e mettevo questo Requiem, e quindi lo lasciavo andare a ripetizione praticamente per un paio d'ore e poi mi addormentavo. E questo senza che poi i miei genitori in realtà mi avessero influenzato, perché sì, a loro piaceva la musica, però la musica moderna, papà piaceva Jimi Hendrix, insomma musica rock moderna, contemporanea. Mia mamma invece piaceva il pop italiano, quindi la musica classica veramente non era molto ascoltata in famiglia, e quindi chissà da dove veniva. E da quel momento ho cominciato, diciamo, a interessarmi alla musica e fare i miei primi esperimenti per iniziare a suonare. Quindi ho iniziato a suonare il violino, il pianoforte, e a prendere lezioni, perché erano gli strumenti della musica classica, e quindi cercavo di suonare quello che riproduceva la musica che ascoltavo.
Poi a un certo punto ho smesso perché comunque la pratica era troppo, ho iniziato tardi col violino, quindi era molto faticoso, è uno strumento che devi suonare con molta assiduità, con molta costanza. Io non sono una persona molto costante in questo, nel senso che se non ho una forte motivazione in qualcosa tendo a... E poi per molti anni non ho suonato più, però ho continuato sempre ad ascoltare musica. Diciamo che poi tutto è riscoppiato nel 2008-2009, quando stavo ad una fiera medievale a Urbino e ho sentito passeggiando per le strade con mia moglie un suono che era un suono bellissimo, un suono che sembrava quello di un flauto, ma in realtà poi non ho scoperto che non era un flauto, molto flautato, molto campestre. Mi sono girato improvvisamente, ho visto su una bancarellina questo signore che stava vendendo dei piccoli oggetti in terracotta, tra cui fischietti e anche le famose ocarine, che sono degli strumenti a fiato, diciamo, di origine antichissima, perché risalgono addirittura a migliaia di anni fa, li costruivano le popolazioni Maya, Azteche, no? In Sud America, e però in realtà sono state poi riscoperte in Italia nel 1800 da un italiano, Giuseppe Donati, che ha creato queste ocarine, questi oggetti in terracotta. E quindi mi sono avvicinato, ho comprato un paio di questi flauti, mi sono innamorato e ho cominciato a suonarli. E ho scoperto che con gli strumenti a fiato avevo diciamo, veramente Un un'affinità, feeling. un feeling, nel senso che mentre il violino e il pianoforte ho dovuto impararli, questi strumenti veramente dopo pochi minuti li suonavo senza nessuna difficoltà. E quindi è iniziato questo amore per gli strumenti a fiato e poi mi sono imbattuto un giorno in un'inserzione su internet di questi flauti nativi americani. Ho detto, è uno strumento che non avevo mai visto e non avevo mai sentito, però aveva questo suono che come l'ocarina mi risuonava in modo molto forte. Anche ho preso e ho comprato questo flauto. Appena mi è arrivato ho avuto la stessa esperienza che con l'ocarina, cioè come ho cominciato a soffiare in questo strumento di legno, le note cominciavano a uscire e sentivo che non solo riuscivo a suonare e a produrre suoni, ma diventava quasi un'estensione, no, della mia anima, cioè nel senso che riuscivo a suonare qualcosa che avevo dentro. E allora lì, in quel momento, ho capito perché avevo smesso di suonare il violino e il pianoforte, perché ho capito che erano strumenti che mi consentivano di suonare la musica di altri, no? Di riprodurre la musica fatta da altri. Mentre questi strumenti, e il flauto nativo americano in particolare, mi consentiva di suonare la musica che avevo dentro. Un po' perché è uno strumento, tutti gli strumenti a fiato sono strumenti molto più intimi degli strumenti a percussione o a corda. Perché? Perché il contatto che noi abbiamo con questi strumenti e l'interazione che abbiamo con questi strumenti è più profonda. Se ci pensate voi, il pianoforte lo toccate soltanto con i polpastrelli, la nota la producete abbassando le dita. Il contatto con lo strumento finisce lì, voi non lo toccate in nessun altro modo. Sì, i pedali, però insomma ci sono sempre le scarpe, insomma è un contatto poco intimo. Anche il violino lo abbracciamo, lo tocchiamo di più, però in realtà il suono viene prodotto dall'archetto che sfrega le corde, non lo produci in realtà tu, se non muovendo l'archetto, è sempre una intermediazione. Invece negli strumenti a fiato, per produrre suono, voi dovete far uscire l'aria che avete nei polmoni e mandarla dentro allo strumento. E ogni vibrazione del corpo, ogni tremolio del corpo influenza il suono che voi producete. Anche il fatto di appoggiare le labbra sul flauto aumenta l'intimità, no, del rapporto con lo strumento. E quindi è uno strumento che veramente suona è molto più sensibile rispetto a come sei veramente tu in quel momento. E quindi questa cosa mi piaceva uno strumento che fosse meno intermediato, cioè che consentisse di far uscire un suono che era molto molto vicino a quello che era in realtà poi il suono dell'anima in un certo senso. Eh sì, anche il fatto che tu usi il respiro, no? Il respiro si dice sempre che l'anima e atma sarebbe respiro, quindi Esatto. alla fine il respiro è molto connesso con l'intimità spirituale che secondo me si produce suonando questo strumento. E poi è uno strumento che, come dicevo, non ci fa diventare riproduttori di musica, perché noi purtroppo, lo sai pure tu, no? Nella pedagogia, purtroppo la scuola, è il motivo per cui a me la scuola non è mai tanto piaciuta, perché trasforma i bambini un po' in riproduttori, no? È una cultura scolastica che ci insegna a imparare a memoria e a riprodurre, a imparare nozioni e a riprodurle durante l'esame,
più tu sai riprodurre, più cose sai riprodurre e meglio le sai riprodurre e più sei bravo, no? È un po' questo. Anche nei conservatori c'è lo stesso meccanismo, no? Tu devi diventare un buon esecutore, devi saper fare bene Mozart, bene Beethoven, e quindi più sei bravo a riprodurre, più sei... Non si coltiva molto l'originalità, cioè non si chiede alle persone di tirar fuori, di comporre loro una poesia, di comporre loro un romanzo, di comporre loro una musica, ma gli si chiede semplicemente di essere bravi a conoscere più cose fatte dagli altri e a riprodurre più cose fatte dagli altri. E invece con questi strumenti ho scoperto proprio a pelle che in realtà è uno strumento che non ti chiedeva di riprodurre la musica fatta di altri, proprio perché i nativi americani in realtà poi non avevano una loro tradizione musicale, o meglio, ce l'avevano, ma era una tradizione orale, non scritta, senza regole, senza dei protocolli, senza delle strutture, diciamo, codificate dalla tradizione. Per cui sono strumenti che lasciano grande libertà. E forse era proprio quella libertà che io stavo cercando da tanto tempo e che gli altri strumenti che avevo provato non mi davano, non mi potevano dare. È meraviglioso il fatto che la tua esperienza sia proprio una testimonianza di che cosa sia la nuova pedagogia, perché noi stessi, con la Libera Università, col progetto Scuola Agire, cioè quando aiutiamo genitori ed educatori ad uscire dal recinto dell'educazione tradizionale, cerchiamo appunto strumenti che portino avanti proprio il senso della libertà, della creatività, dell'unicità del tuo passaggio sul pianeta. E quindi lo facciamo per esempio con la pittura, usando Arno Stern che inventando il Clolier ti porta in un laboratorio pittorico dove nessuno ti insegna a dipingere. Cioè tu metti mano sul pennello e sulla carta e sul colore in maniera assolutamente autonoma. E adesso, per esempio, se io dovessi consigliare ad una scuola parentale uno strumento che sia il più vicino alla nostra filosofia di non essere un riproduttore ma essere un creatore, sicuramente io consiglierei di studiare i flauti nativi americani, proprio perché, ma più che di studiarli, di suonarli, proprio perché lasciano questo, prima di tutto, come si dice, come dici anche tu, no? Si riproduce il vento, si riproduce le foglie che si muovono, si riproduce il suono dell'acqua, l'ululato del lupo, cioè si entra in una connessione con la natura assolutamente unica dal mio punto di vista. Ma poi, e infatti adesso ti chiederò, ci sarà la seconda domanda, è il messaggio che porta questo flauto, sul come è nato, che è un messaggio d'amore. Parlaci un po' della storia di come la leggenda narra che siano nati questi flauti. Sì, allora, intanto ve lo faccio vedere magari uno di questi flauti così, ecco questo per esempio, c'entra un po' una telecamera, eccolo qua, questo è un classico flauto nativo americano anche nella forma, perché come vedete ha un corpo in legno, in cedro americano, quindi uno dei legni più tipici del Nord America, e vedete che finisce con questa specie di bocca di uccello, ok? E questo nella tradizione Lakota, che è dove nascono questi flauti, veniva chiamato Shiyo Tanka, che oggi in realtà vuol dire semplicemente flauto, ma all'epoca aveva vari significati. Per i Lakota questo flauto viene anche chiamato love flute o courting flute, cioè flauto d'amore o flauto da corteggiamento, proprio perché, come anticipavi tu, al contrario di tanti strumenti che nascono, diciamo, parlo di strumenti etnici naturalmente, che nascono in ambito cerimoniale o legati a determinate funzioni religiose o altro. Questo è uno strumento che in realtà ha un'origine, una leggenda che racconta la sua origine, che lo lega appunto alle pratiche di corteggiamento. Perché? Perché la leggenda Lakota del Shiyo Tanka racconta di come un giovane guerriero innamorato di una ragazza del suo villaggio, un giorno nel tentativo di appunto sedurla in qualche modo, partì a caccia di un'alce nella foresta, perché si riteneva che l'alce fosse appunto un animale che desse delle proprietà, no? Cioè la capacità di aumentare la propria capacità attrattiva rispetto alle donne. E lui parte alla ricerca di questo alce, che però è più veloce e più forte di lui, per cui lui non riesce ad acchiapparlo, a cacciarlo.
E quindi a un certo punto lui si perde nella foresta, arriva la notte, non sa come tornare al villaggio e intanto si addormenta sotto un albero di cedro. Nella notte viene svegliato, tra i vari rumori della foresta, da un suono molto magico, un suono bellissimo che veniva da qualche parte. Lui comincia a girarsi intorno, non capisce da dove arriva questo suono che sembrava proprio il suono del vento, e alza lo sguardo e a un certo punto si accorge che questo suono veniva effettivamente dal vento che si incanalava nei fori, in un ramo secco di cedro che era stato poi bucato dalle termiti e poi da un picchio che aveva fatto i fori per cercare di mangiare le termiti all'interno dell'albero. Quindi questo questo ramo cavo del cedro veniva, diciamo, in qualche modo attraversato dal vento e il vento, attraversando una cavità lunga come quella di un flauto, produceva esattamente un suono molto mistico, insomma un suono che si propagava nella foresta. E a un certo punto quindi lui vede questo picchio che stava appunto creando dei fori dentro a questo ramo, e a un certo punto gli viene l'idea appunto di prendere uno di questi rami di cedro, riportarli al villaggio, e che cosa fa? E comincia a fare esattamente la stessa cosa, taglia a metà questo cedro, lo scava creando appunto la cavità e poi comincia a fare dei fori. E si accorge che soffiando dentro questo legno si creava appunto un suono bellissimo che era come quello che aveva sentito nella foresta. E decide appunto di usare questo strumento per corteggiare la ragazza. Quindi da quel momento questo strumento diventa uno strumento di corteggiamento, ed è ancora tradizione oggi tra i nativi Lakota e i Sioux in generale, i Sioux sono la famiglia, diciamo, linguistica di cui fanno parte anche i Lakota, quando un ragazzo vuole corteggiare una ragazza deve costruire il proprio flauto con uno di questi legni, e deve mettersi di notte fuori dall'accampamento, mettersi sotto vento, perché il vento deve poter portare il suono, propagarlo verso la tenda della ragazza, e suonare una musica che è la propria. Tant'è che questi strumenti venivano inizialmente intonati e accordati non secondo una scala specifica, ma secondo appunto la scala che ciascuna persona voleva dargli. E questa musica, poi la ragazza ascolta la musica che arriva da questo flauto e poi decide se uscire e seguire il suono fino al ragazzo. Quindi diciamo questa è un po' la leggenda, che però ha un fondo di verità, nel senso che è una pratica appunto che ancora oggi alcuni, purtroppo in alcune riserve, perché sapete benissimo la condizione dei nativi, degli indiani d'America, che poi tra l'altro detestano farsi chiamare nativi americani, perché il nativo americano in realtà è chiunque sia nato in America, anche un giovane americano che oggi nasce a New York è un nativo americano in realtà. Se tu parli con un Lakota, lui dice: io non sono un nativo americano, io sono un Lakota, che è diverso. Noi poi li chiamiamo indiani d'America, nativi americani, diciamo per semplicità, perché magari dire Lakota per molti non vuol dire nulla. Però in realtà loro rivendicano ancora, diciamo, questa loro forte identità, che purtroppo, come sapete, è stata fortemente intaccata dalla cultura americana, dal colonialismo che non solo gli ha tolto le terre, perché poi, ma in realtà gli ha tolto progressivamente anche un'identità, corrompendo soprattutto i giovani con l'alcol e con altre cose. Quindi sono pochi quelli che ancora, diciamo, tengono vive alcune tradizioni, tra cui quella del Siyo Tanka, però è uno strumento che ancora viene costruito e prodotto. La cosa interessante di questa storia è che, secondo la leggenda, questi strumenti, una volta che venivano poi usati per fare la cosiddetta serenata, quella che noi chiamiamo una serenata, dovevano essere distrutti. Cioè una volta finito diciamo il corteggiamento, quindi nel momento in cui è andato a buon fine, lo strumento veniva distrutto, perché appunto non doveva più suonare per nessun'altra donna, no? E quindi, ed è il motivo per cui diciamo ci sono arrivati pochissimi esemplari integri, no, di questo strumento. I più antichi che abbiamo in legno sono del 1823, insomma, quindi sono strumenti che probabilmente hanno, purtroppo, non sono sopravvissuti al tempo, alle guerre e ad altre purtroppo calamità, perché sono strumenti molto fragili, sono strumenti in legno, e poi soprattutto sono strumenti che, non avendo i nativi appunto una struttura, non hanno musei, non avevano strutture che potessero conservare questi strumenti,
E la maggior parte degli strumenti che ci sono arrivati ci sono arrivati grazie agli etnografi o gli antropologi europei che, affascinati anche da questi strumenti e dai loro manufatti, li hanno riportati in Europa e ce li hanno in qualche modo conservati. Quindi ecco, la storia di questo strumento, come dicevi tu, non è una storia che lo lega alla guerra o alla religione o ad altre o a riti particolari, lo unisce, lo lega esattamente all'amore, al corteggiamento. Quindi è uno strumento di pace, è uno strumento che è fatto con gli elementi della natura perché è fatto di legno e È lo secondo me strumento di madreterra, si è uno corteggia in strumento realtà di madrepatria. madreterra. Ed è uno strumento che secondo me dà il meglio di sé quando è suonato nella natura. Quando mi capita abbiamo fatto un po' insieme l'esperienza lì al parco, anche se stavamo in piena città e non è proprio, diciamo, il luogo perfetto, però quando poi voi suonate questi strumenti in realtà in un bosco o in riva a un lago e quindi lo suonate insieme ad altre cose che suonano, perché il vento suona quando attraversa le fronde degli alberi, il vento suona quando accarezza l'acqua di un lago, gli uccelli suonano, i lupi, se state in alta montagna e li sentite ululare, suonano, cantano. E tutto questo concerto di cui noi spesso non ci accorgiamo perché li consideriamo rumori e non suoni, per i nativi americani questi erano suoni. La loro musica non era fatta da note musicali, era fatta da il lupo che ululava, il vento che appunto attraversava le fronde, oppure si inseriva in una gola di una montagna e faceva anche lui una specie di ululato, i grilli, le cicale, insomma Facceli sentire, Ivan, facci ok. sentire questa meraviglia. Allora vi faccio sentire questo qui, che è un flauto che ha una forma un po' particolare. In realtà sono due flauti attaccati uno sull'altro, ed è in legno di butternut, che sarebbe un noce bianco. È un legno molto morbido che ha un suono molto bello. Adesso ve lo faccio sentire con un po' di riverbero, giusto per darvi l'idea di come suonerebbe in un contesto naturale dove c'è un riverbero naturale. Meraviglioso, meraviglioso. Io colgo l'occasione per dire due cose. La prima è che, se vogliamo, quello che è stato fatto agli indiani d'America rappresenta un po' il paradosso della vita sul pianeta, perché siamo andati in questi paesi, abbiamo distrutto la loro cultura, ma in ogni caso ne siamo stati influenzati. E ora i semi di questa meravigliosa cultura che viveva in una simbiosi totale con la natura ha fecondato l'aridità della cultura occidentale, perché se oggi abbiamo asili nel bosco, abbiamo tutta una rimonta di una riscoperta della vita naturale, dell'educazione naturale, lo dobbiamo a questi nostri progenitori, a questi nostri fratelli. Quindi questa è veramente, in un certo senso, io non direi la vendetta, però il riscatto di questo popolo. E la seconda cosa che voglio dire è che Ivan tiene dei corsi, ha un canale, dici il modo in cui possono contattarti le persone se vogliono fare dei corsi. Tra l'altro io sono diventata sua allieva perché i suoi flauti sono molto belli, ma si comincia da questo tipo di flauti semplici,
autocostruiti, Ivan l'ha costruito, che si possono acquistare per iniziare a fare lavorare i bambini su queste musiche assolutamente magiche. Dici un po', Ivan, come possono contattarti le persone? Tutto tramite il mio sito che si chiama www.lavocedelvento.com, quindi molto facile da ricordare. Tramite questo sito trovate tutte le informazioni riguardanti non solo gli eventi che faccio in natura, quindi accompagno le persone nei boschi e gli faccio provare l'esperienza di ascoltare la musica di questi strumenti nel bosco, perché lì veramente la connessione poi con la natura diventa totale. E poi, se vogliono, possono anche partecipare, come hai fatto tu, a dei corsi in cui, diciamo, ci si avvicina a questo strumento attraverso appunto alcuni strumenti che ho costruito io in plastica, in PVC, perché sono dei materiali molto duraturi, economici, ma che suonano molto bene. Come hai sentito, alla fine un suono di un flauto in PVC si avvicina molto a un suono di un flauto in cedro, Verissimo, è costruito in un certo verissimo. modo, quindi tutto questo fa parte di poi c'è un mio canale YouTube, mi trovate sempre con La Voce del Vento, oppure scrivete semplicemente Ivan Ceci, e, e tutto questo fa parte di un progetto che appunto è La Voce del Vento, nel quale io cerco di trasformare questa mia passione in un qualcosa, in una piattaforma che possa coinvolgere le persone, perché a me personalmente suonare questi strumenti dà un enorme beneficio, sia psicofisico, perché viviamo tutti vite molto stressate, insomma, nessuno di noi vive purtroppo nella foresta, viviamo nelle città, viviamo a contatto con tanto stress, e ultimamente questo stress è aumentato tanto perché le persone sono sottoposte a tanti livelli di pressione e secondo me hanno molto bisogno di trovare delle isole di calma, no? Cioè anche dei piccoli momenti in cui dedicano a se stessi per rilassarsi. E questo è uno strumento che è stato anche visto, hanno fatto degli esperimenti scientifici sugli effetti psicofisici del suono del flauto nativo americano su alcuni valori fisiologici dell'uomo, e hanno fatto degli esperimenti appunto in laboratorio, mettendo le persone, gli hanno fatto ascoltare il suono di questo strumento e hanno misurato i loro valori. Quello che è uscito fuori, una cosa molto interessante, è che appena si inizia a suonare, ad ascoltare il suono di questo strumento, tutti i valori relativi alla pressione, al battito cardiaco, scendono immediatamente, cioè c'è un immediato effetto rilassante sul corpo che reagisce abbassando tutti i propri livelli. C'è un innalzamento di produzione di onde alfa, beta e teta, e quindi tutta una serie di reazioni anche cerebrali all'ascolto di queste frequenze che inducono uno stato di forte rilassamento e di semimeditazione, perché poi di fatto quello è, almeno per me, suonarlo induce un effetto meditativo, perché avete visto che io a parte che tendo a chiudere gli occhi proprio per immergermi nel suono, ma poi non suono seguendo uno schema musicale preordinato, cioè non suono melodie che conosco, ma suono una musica che nel momento in cui suono nasce, e nel momento in cui suono smetto di suonare e muore, nel senso che inizio con una nota e mi lascio andare. Quindi questo è il modo migliore di suonare questi strumenti, cioè non pensare allora do, re, mi, sol, no? Come facciamo con gli strumenti tradizionali, ma effettivamente fare proprio un'esperienza meditativa attraverso il suono, quindi lasciare che le note fluiscano da dentro in modo casuale, ma non casuale, perché poi in realtà fluiranno in base al nostro stato d'animo, in base al nostro essere, e quindi quello che uscirà fuori sarà una corrispondenza esatta di quello che abbiamo dentro. Se dentro siamo calmi, siamo centrati, siamo in equilibrio, uscirà fuori una melodia in equilibrio. Se non lo siamo, il risultato sarà corrispondente. Insomma, quindi è uno strumento che appunto è proprio uno specchio di quello che abbiamo dentro. Quindi fa proprio una fotografia musicale della nostra anima. Grazie Ivan, io spero di vedervi a uno dei suoi concerti, perché di sicuro io cercherò di seguire il più possibile questa benefica frequentazione musicale divergente, direi, un modo di usare la musica per il proprio benessere e non soltanto per l'intrattenimento, ecco, diciamo anche questo. Allora grazie Ivan, grazie del tempo che ci hai Grazie a te, dedicato.
e grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo alla prossima chiacchierata. Buona giornata. Arrivederci.